Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 25 del girone A di Serie C1 che vede scendere in campo i padroni di casa dell'Agragas contro il Palermo Futsal Club. Chinnici, la palla rimane lì, poi c'è con dribbling e passa anche con un rimpallo. Chinnici per Gennaro, la controlla, Gennaro calcia, Castiglione avanza, palla in verticale bellissima per Di Ganci, Morrione, poi Sirone, Morrione ancora con la faccia addirittura e Chinnici allontana, la controlla, palla nuovamente per Mosca, può calciare, fa tutto solo Mosca e non sbaglia, escono perfettamente dalla fase di pressing, prende il pallone adesso, ecco di ritorno, poi Cillari e Morrione, Luca Granata per Colore e Morrione, rischiosissimo come sempre, poi qui infatti sbaglia tutto, Granata e poi Chinnici salta tutto sulla linea, Chinnici, Gennaro col petto, non lo sposta, Gennaro, il Castiglione e la palla entra in porta, ma che gol ha fatto Gabriele Gennaro, questo è un gol meraviglioso, 1-1. C'è Colore, c'è uno schema per la conclusione di Sirone, Morrione allontana, poi Chinnici e Butera nega anche il corner. 10 secondi, Castiglione, Colore, finta sempre col mancino e questa volta trova sì la direzione giusta, ora che poi però gli ruba il pallone col fisico, arriva la Fiura, contrastare Cillari, Granata per Cillari che lo fa bellissimo, ma è meraviglioso l'assist di Granata. Cillari la tocca, Lucchese, va giù Cillari, non c'è nulla, Lucchese per la Fiura, Lucchese ancora, può calciare la finta, Lucchese addosso a Cillari, Castiglione alla centrale, bella gancio di Cillari, Morrione, poi a due passi, non sbaglia Granata, 4-1, fermato, poi Chinnici, Cillari, Gennaro ancora, contro Mosca, lo salta nettamente, c'è un'apertura per Lucchese, Castiglione! Colore, Mosca, se la tiene lì, Colore! Bellissimo il gol, 5-1. Gennaro di prima, Lucchese, Gennaro che giocato a palo! Poi Lucchese, Sirone, addosso alla Fiura, poi Cillari. Ahia, il passaggio all'indietro, Cillari contro Chinnici, poi Sirone! Questa volta lo fa, 6-1.